Filippo Montauti, una bella vittoria in rimonta, con un gioco nel secondo tempo di squadra, grinta, concentrazione massima, recuperate il doppio svantaggio, siete andati in vantaggio per 3-2 e poi alla fine avete controllato abbastanza agevolmente. Sì, innanzitutto buonasera, e comunque sono d'accordo con te, anche se nel primo tempo abbiamo imposto il nostro gioco ugualmente. Purtroppo alla fine del primo tempo siamo calati perché ci siamo fatti un po' prendere dallo scoraggiamento perché non riuscivamo a segnare. Nel secondo tempo siamo rientrati pronti via, si è fatto subito un gol e gli si è messo paura. E più che altro voglio fare i complimenti al portiere loro, che ha fatto una grandissima partita, e anche perché credo abbia 17-18 anni. Complimenti, e bene, sono contento perché questa salvezza è sempre più sicura. Anche perché si veniva da un periodo un po' particolare, questa era una partita che sulla carta sembrava, diciamo, un po' proibitiva, poi invece in pista i valori si sono rivalsi soprattutto poi nel secondo tempo. Archiviamo questa vittoria, prepariamoci al meglio per la prossima partita che credo sia il derby col Follonica. Sì, hai ragione, e anche quella sarà importantissima per fare altri 3 punti e comunque, al di là della salvezza, finire l'anno nel migliore dei modi, perché comunque dopo Follonia c'è un'altra partita sempre abbordabile a Viareggio e vedremo quello che viene. Anche perché l'andata a Follonica, la sconfitta del 5-4 è arrivata a pochi secondi alla fine, quindi c'è da vendicare sportivamente parlando quel risultato. Certo, e poi chiaramente avevamo delle assenze, quindi anche questo vuol dire. Bene, grazie. Ciao.